Avrebbero negato l'ospitalità ad un connazionale, da qui la lite e l'accoltellamento dell'amico. Potrebbe essere questo il fattore scatenante della sanguinosa lite culminata nell'omicidio del 24enne albanese Albert Deda, che domenica pomeriggio ha scosso il quartiere Forcellini a Padova. I presunti autori dell'omicidio, i fratelli albanesi Ilmi e Clinton Rakipai, potrebbero svelare il mistero del movente durante l'interrogatorio di garanzia del loro arresto, che si svolgerà domani a Gorizia. Poi la procura trasferirà tutti gli atti a Padova, procura titolare dell'indagine. I due fratelli di 19 e 24 anni sono stati fermati mentre cercavano di raggiungere il confine, ma sono stati bloccati dalla polizia stradale a 20 km dalla Slovenia. Insomma, una lite per futili motivi. I carabinieri che stanno svolgendo le indagini sembrano escludere la pista del regolamento di conti o di questioni legate alla droga. I 5 albanesi coinvolti sono tutti incensurati. Gli altri 2 giovani feriti restano piantonati in ospedale perché si temono vendette. Uno dei 2, quello ferito più leggermente, avrebbe ammesso che la lite sarebbe scoppiata dopo il rifiuto dei fratelli Rakipai di ospitare un connazionale appena arrivato in Italia. Le ferite alle mani di Ilmi e Clinton sono compatibili con quelle di una rissa, ma si esclude che possano aver agito per legittima difesa. Domenica pomeriggio la violenza sarebbe prima esplosa all'interno dell'appartamento. La vittima, Albert Deda, sarebbe anche stato colpito con una testata. Poi la resa dei conti nell'androne con l'accoltellamento mortale all'addome. Tra un paio di giorni dovrebbe svolgersi l'autopsia sul corpo del 24enne, che risulta ancora residente nell'appartamento di via Dorighello, dove vivono in affitto i 2 fratelli arrestati. I carabinieri hanno cercato l'alma del delitto anche lungo l'argine tra via Gattamelata e via Filiasi, a pochi metri dal luogo del delitto. Nella macchina usata per la fuga, infatti, sono state trovate tracce di sangue da gocciolamento, segnale che i 2 fratelli avrebbero portato con loro il coltello durante la fuga e poi forse lo hanno lanciato in acqua.